speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostro ospite qui negli studi, il senatore Franco Conte. Ben ritrovato, senatore. Grazie e buona giornata. Franco Conte, che è, come dicevo, senatore uscente, ma è anche candidato capolista, questa volta alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Veneto 1, quel collegio che comprende l'area della Castellana e poi anche parte della provincia di Venezia, San Donà e altri comuni veneziani, candidato per Noi con l'Italia. Franco Conte, molti anzi esperti lo definiscono, come dire, il futuro della nostra economia, quantomeno insomma uno dei settori trainanti che sta prendendo sempre più peso. Parlo del turismo. Ecco, lei come la vede? Il Veneto è la prima regione turistica in Italia, quindi chiaramente una questione che ci riguarda molto da vicino. Ecco, secondo lei il turismo è il nostro futuro? Ma ritengo di sì, anche se bisogna fare una distinzione tra due diverse forme di turismo. Noi abbiamo in Veneto 3 grandi poli, che sono quello di Venezia città, abbiamo dopo il turismo del mare, collegato sempre quindi nella stessa area geografica di Venezia, il turismo di montagna, delle Dolomiti, e dopo un'altra grande area di attrazione che è quella del Garda. Sono 3 poli, però ci sono risorse che sono diffuse in tutto il territorio. In provincia di Treviso, visto che parliamo anche di Trevigiano, in provincia di Treviso noi abbiamo una serie di risorse che sono, secondo noi, poco utilizzate, poco sfruttate. È vero che è aumentato negli ultimi anni anche questa forma di turismo, cioè quella del turismo culturale, quella del turismo ambientale, è legato alla storia, alle tradizioni che ci sono. C'è stato un forte incremento di questi settori. Bisogna riconoscere che c'è stato un grande lavoro che è stato fatto dal mondo del volontariato, in modo particolare da quello delle Pro Loco, che hanno investito risorse per proprio sviluppare il territorio. D'altronde è una finalità delle Pro Loco stesse, quelle di concorrere allo sviluppo del territorio. Credo che sia possibile fare ancora molto di più, soprattutto creando delle reti, cioè mettendo in relazione queste diverse tipologie che vanno dal turismo culturale a cui ho fatto riferimento prima, ma che è collegato anche ad altre risorse, quella della produzione vitivinicola che è presente in provincia di Treviso e da altre località venete, quelle delle produzioni orticole specializzate, cioè forme nuove di economia che si sono affermate negli ultimi anni. Abbiamo assistito durante questa prima fase di sviluppo a sviluppi non collegati tra di loro. Fortunatamente negli ultimi anni si è cercato di fare rete. Credo che il futuro sia legato proprio soprattutto a questa capacità di fare rete, mettendo insieme e facendo riferimento allo stesso obiettivo realtà diverse. Noi abbiamo, per esempio, nel 2018 l'ultimo periodo dei 4 anni delle manifestazioni, delle celebrazioni della Grande Guerra. Queste hanno richiamato notevole interesse, soprattutto per quanto riguarda l'area della Pedemontana del Grappa, della Pedemontana del Cansiglio, del Montello, dei luoghi, anche di alcuni luoghi di pianura, quelli della Castellana, dove effettivamente ci sono state delle presenze forti durante il periodo appunto della guerra. È stata fatta una valorizzazione. Credo che questa valorizzazione sia un investimento intelligente che è stato fatto per il futuro. Stanno prendendo piede le cosiddette greenway, le strade verdi. Sono forme di turismo poco conosciute, poco frequentate in Italia, però con soddisfazione vedo che laddove ci sono delle piste ciclabili a ridosso delle strade, oppure percorsi ambientali, quindi all'esterno delle zone densamente abitate, c'è sempre maggiore frequenza, maggiore presenza di persone. Questo è un dato positivo. Fra l'altro, questa forma di turismo fa bene anche alla salute, aiuta a fare sport e a vivere meglio.
E quindi bisogna puntare, Franco Conte, anche su questi grandi eventi. Lei citava ad esempio le manifestazioni legate alla Grande Guerra e al centenario della Grande Guerra, proprio per convogliare più turisti nel nostro territorio, che come ci ricordava è sotto gli occhi di tutti, insomma non dispone né del mare né delle montagne, insomma per quel turismo classico. Dobbiamo puntare quindi a questo turismo magari più culturale. Sì. Ecco, è una forma di turismo evoluto ed è una forma di turismo evoluta anche dal punto di vista della capacità di spesa. È dimostrato che il turismo culturale è fatto da persone che hanno una capacità di spesa mediamente superiore del 60% rispetto al turista normale. È un dato interessante questo. Bisogna dopo riuscire a fare un'altra cosa. In provincia di Treviso abbiamo dei turisti cosiddetti mordi e fuggi, quelli che vengono, visitano un luogo, si fermano qualche ora, ma non pernottano. Noi dobbiamo cercare di farli rimanere e quindi creare proprio delle offerte, delle proposte turistiche, questo anche attraverso le nostre agenzie del territorio, che portino a mettere insieme prerogative diverse con l'obiettivo appunto che il turista non si fermi solo per qualche ora, ma si fermi almeno per 2 giorni. Dobbiamo cercare di puntare a questo obiettivo. E a questo devono impegnarsi anche le istituzioni pubbliche. Penso ad esempio alla promozione all'estero, lei citava, perché chiaramente chi dorme qui è chi arriva da abbastanza lontano, da altri paesi o comunque insomma da altre regioni della nostra Italia. Ecco, ad esempio la promozione, insomma, ma anche su altri aspetti deve intervenire anche il settore pubblico, anche l'ente pubblico. Sicuramente. Per la verità bisogna riconoscere che è già stato fatto. La Regione Veneto, la provincia di Treviso, le altre province venete hanno investito negli anni scorsi proprio su questa necessità di promuovere il territorio per quelle forme che sono diverse dal turismo del mare o il turismo della montagna. Noi le risorse le abbiamo, le prerogative ci sono e quindi visto che queste prerogative sono collocate in vari comuni, in varie aree del nostro territorio, bisogna che anche i comuni stessi siano parte attiva nel promuovere. Bisogna dire che lo stanno facendo. Fra l'altro negli anni della crisi economica ci sono stati in Italia e in modo particolare nel Veneto 2 settori che hanno risentito meno della crisi. Uno è quello dell'agricoltura e il secondo è quello del turismo. Possono sembrare 2 settori dell'economia disgiunti, invece no, hanno molte relazioni tra di loro, perché il turismo dell'enogastronomia è sempre più apprezzato e sarà sempre di più una risorsa per il nostro ambiente e per il nostro territorio, soprattutto quando verrà collegato alle altre prerogative di cui ho parlato prima, cioè i beni monumentali, i beni storici, i musei. Per esempio ho visto che anche piccoli musei privati, non so, cito quello di Possagno, ha raggiunto 50.000 visite nell'anno. Villa Emo, che è una villa palladiana a Fansolo di Vedelago, sta raggiungendo i 50.000 visitatori. Anche questa era una villa privata fino a poco tempo fa, ha conservato la connotazione di essere privata perché è di proprietà di una banca, però è stata resa di uso pubblico, viene frequentata sempre di più, è un luogo dove vengono fatte numerose manifestazioni. Credo che sia un modo intelligente perché non si concepisca solo il bene monumentale solo dal punto di vista della tutela. Questa è una vecchia concezione superata e che dobbiamo contribuire tutti a superare, perché la tutela si deve accompagnare alla valorizzazione. Valorizzare vuol dire creare anche le risorse economiche per far sì che quel bene possa mantenersi e non vada incontro al deperimento e al degrado. E magari, appunto, come ricordava Franco Conte, anche poi mettere in rete queste iniziative, non lasciarle singole a spot. Che non devono essere in concorrenza tra di loro, ma devono essere complementari tra di loro. Grazie allora a Franco Conte per aver tracciato insieme a noi questo quadro sui possibili sviluppi turistici del nostro territorio e non solo. Grazie a Franco Conte. Grazie a voi e buona giornata. Franco Conte, lo ricordo, candidato nel collegio della Camera, nel plurinominale dell'area castellana e di parte anche dei comuni veneziani.
per il partito Noi con l'Italia, naturalmente, alle prossime elezioni. E io, nel ringraziarvi, vi ricordo proprio gli altri ulteriori spazi di approfondimento dedicati all'appuntamento elettorale del 4 marzo, sempre qui sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.